Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. È lunedì 11 maggio 2026. Oggi parliamo di Trump che gela l'Iran. Nucleare, Hormuz e petrolio in fiamme mettono a rischio energia e trasporti per l'Italia. Alla Camera la Lega risponde con lo scudo carburanti, un kit europeo per proteggere famiglie e imprese dai shock geopolitici. Sul fronte ucraino, Putin apre alla diplomazia e la Lega chiede all'Europa di non perdere tempo. Intanto prosegue il dossier sul nucleare italiano. Basta dipendere dall'estero, serve una strategia energetica nazionale. Salvini inaugura la motonave ibrida Olimpia sul lago di Como. Infrastrutture che funzionano, non slogan verdi. E infine, l'asse Roma-Washington con Heritage Foundation, Rubio e i conservatori americani protagonisti. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale. Restate con noi. Trump gela l'Iran. Nucleare, Hormuz, petrolio. L'Italia nel mirino. L'Iran respinge il piano americano e Donald Trump chiude la porta a un'intesa al ribasso. Teheran definisce eccessive le richieste degli Stati Uniti, mentre il presidente giudica la risposta iraniana inappropriata e, secondo Fox News, totalmente inaccettabile. Il dossier è decisivo. Nucleare, scorte di uranio, libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e sicurezza energetica globale. La Casa Bianca mantiene alta la pressione, senza consegnare a Teheran una vittoria diplomatica mascherata. L'effetto sui mercati è immediato. Il petrolio torna a salire e la crisi del Golfo arriva nelle tasche di famiglie e imprese europee. Per l'Italia, che dipende da rotte sicure e prezzi sostenibili, Hormuz non è un tema lontano. È energia, trasporti, industria. Scudo carburanti, Centemero, Lega, porta il decreto in Parlamento. Dalla crisi internazionale alla vita quotidiana degli italiani. Alla Camera arriva il decreto sui prezzi dei carburanti legati alle crisi dei mercati. Relatore è Giulio Centemero, deputato della Lega e capogruppo in Commissione Finanze, che propone un kit europeo di interventi per le emergenze. Misure pronte da attivare quando energia, carburanti o rotte commerciali diventano fattori eccezionali di crisi. L'obiettivo è evitare che famiglie, imprese, turismo e autotrasporto paghino da soli il conto della geopolitica. Centemero rilancia anche il nucleare, in linea con Salvini. Non ideologia, ma scelta strategica per ridurre dipendenza dall'estero e ricatti sui prezzi. La Lega porta in Parlamento una risposta concreta all'emergenza energia. Ucraina, Putin apre. Diplomazia. Lega, l'UE non lasci richiudere lo spiraglio. Sull'Ucraina si apre uno spiraglio fragile ma politicamente rilevante. Putin sostiene che il conflitto si avvia alla conclusione e apre a un dialogo con l'UE, anche se il Cremlino frena sugli entusiasmi e parla di un percorso lungo e complicato. Sky segnala che Witkoff e Kushner, negoziatori di Trump, sono attesi presto a Mosca per riannodare i colloqui. La Lega è netta. L'Europa non lasci cadere nel vuoto l'apertura di Putin. Dopo 4 anni di guerra, morti e sanzioni, la parola torni alla diplomazia. Una posizione non filorussa, ma realista. La politica serve a verificare gli spiragli, non a cancellarli per ideologia. Bruxelles non resti prigioniera della guerra infinita. Nucleare, la sfida italiana. La Camera, basta dogmi green, ora liberi da ricatti esteri. Non basta tamponare il caro carburanti. La vera partita è costruire una strategia energetica nazionale, libera dai ricatti esterni. Alla Camera prosegue il dossier sul nucleare sostenibile, mentre la crisi di Hormuz ricorda quanto l'Italia sia esposta a rotte instabili e prezzi decisi fuori dai nostri confini. Servono energia programmabile, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività industriale. Centemero lo dice esplicitamente, richiamando la posizione di Salvini.
Dopo questa crisi va rivisto il piano energetico del paese. Basta dogmi green e dipendenza da emergenze. Se l'Italia vuole difendere famiglie, imprese e lavoro, deve tornare a produrre energia sicura, continua e nazionale. Salvini, altra opera completata. Infrastrutture che funzionano, non slogan. Matteo Salvini inaugura la nuova motonave ibrida Olimpia sul lago di Como. Una notizia concreta, lontana dalle polemiche. Trasporto locale, turismo, servizi per cittadini e visitatori. È il volto operativo della politica. Non slogan sulla transizione, ma mezzi che navigano e infrastrutture che funzionano. Il punto è dimostrare che innovazione e sostenibilità hanno senso quando migliorano davvero la vita delle comunità. Per la Lega, il nord produttivo è lavoro quotidiano, mobilità, turismo e impresa diffusa. Salvini rivendica la linea del fare, senza lasciare le comunità sole davanti alla burocrazia. Asse con gli USA si rafforza. I conservatori dialogano alla Camera. Roma guarda a Washington, non solo attraverso la diplomazia ufficiale. Nei rapporti tra Italia e USA pesa sempre di più il canale del conservatorismo americano. Il gancio è l'audizione alla Camera di Kevin Roberts, presidente della Heritage Foundation. Il tema è ampio. Trump, Rubio, Iran, dazi, NATO e sicurezza transatlantica. L'Italia deve tenere saldo il legame con gli USA senza rinunciare all'interesse nazionale. Questo asse non è folklore ideologico. Incide su energia, sovranità, difesa ed economia. Il caso degli audio Biden mostra quanto il conservatorismo americano sia oggi protagonista politico, non semplice commento. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Obama gela Schlein. Toronto non la incorona. Nel campo largo cercavano una fotografia da leader globale. Ne è uscita una cartolina più prudente. Ellie Schlein è volata al Global Project Summit di Toronto per accreditarsi nel circuito progressista internazionale. Ma secondo Paolo Torricella sul sussidiario.net, l'operazione non ha prodotto l'incoronazione sperata. Obama le ha fatto il peggiore dei complimenti, chiamandola giovane leader, formula elegante ma politicamente fredda. Non la candidata naturale a guidare il paese, non la federatrice del centro-sinistra, non la futura premier. Piuttosto una figura ancora in costruzione. Il PD ha recuperato il suo zoccolo duro, ma resta lontano dai numeri necessari per vincere. Conte, Renzi, AVS e l'area Salis pesano ancora nell'opposizione. La segretaria Dem non è la leadership del centro-sinistra. È, scrive il sussidiario, una dei leader di una delle sue anime. La sinistra prova a costruire un fronte globale antipopulista, ma in Italia non ha ancora un capo vero. Pechino su Hormuz. Cina e Iran una leva contro l'Occidente. La crisi di Hormuz non è soltanto uno scontro tra Washington e Teheran, è una partita globale, dove la Cina prova a trasformare ogni tensione in influenza strategica. Carlo Pelanda, sul sussidiario.net, è chiaro. Pechino vede nell'Iran un tassello decisivo di un blocco euro-asiatico costruito per condizionare USA, Europa e Italia. L'Iran è una parte essenziale di questo blocco. Da Hormuz passano energia, rotte commerciali e stabilità dei prezzi. La Cina non difende Teheran per solidarietà ideologica, ma per rafforzare il proprio peso negoziale. Pechino vuole far capire all'Occidente che per calmierare il Golfo e l'Ucraina bisogna passare anche da lei. Il messaggio politico è chiaro. Trump non può essere lasciato solo davanti all'asse Cina-Iran. L'Italia deve stare nel campo occidentale con lucidità sull'interesse nazionale. Energia e sicurezza si difendono con realismo e alleanze forti, non con burocrazia e moralismi. E questa era l'ultima notizia per oggi. Il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, tornerà domani sempre alla stessa ora. A tutti voi un saluto e buon inizio di settimana. Avete ascoltato il notiziario